Una buona giornata, buona Epifania a tutti, una giornata di festa quella di oggi, prima edizione di Antenna 3, eccoci in diretta da studio, tanti temi anche oggi naturalmente, ci sarà cronaca con un collegamento tra pochissimo dalla centrale operativa del Comando dei Carabinieri di Treviso, ma poi c'è anche la festa, i Panevin che hanno contraddistinto larga parte del territorio veneto, in particolare come sempre le province di Treviso e di Venezia, dove davvero è una tradizione. Parleremo anche di questo parleremo anche, ecco, l'avrete già visto dai siti, della morte del campione Gianluca Vialli, che ha colpito naturalmente anche lo sport e il calcio veneto, ma non solo gli appassionati di sport. È la seconda tragedia molto simile, no, che si vive dopo la morte di Sinisa Mihajlovic. La morte di Vialli naturalmente colpisce per tutta una serie di motivi. Tutti avevamo sperato che non andasse naturalmente a finire così. Purtroppo questo 2023 si apre anche con questa notizia di cronaca sportiva e non, molto dolorosa per tutti quanti. Insomma, ci ricordiamo tutti l'abbraccio con Mancini alla vittoria degli europei. Speravamo che fosse quella l'immagine di Gianluca Vialli, purtroppo è avvenuto quello che tutti speravamo non succedesse. Io saluto e ringrazio il mio ospite Alessandro Manera, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Assessore all'ambiente del Comune di Treviso, eccolo qua in studio con noi anche in questa Epifania, perché oggi sarà una giornata in cui parlare anche di ambiente, ma non solo di Panevin, Assessore, anche di quelle che sono un po' le sfide di questo 2023. Ci sarà, come detto, varia cronaca. Io do solo un report di un incidente stradale che è avvenuto nel Veronese ieri sera intorno alle 22:35. Scusate, siamo a Angiari, in via Santa Croce, dove a causa di una mancata precedenza due vetture si sono scontrate e dopo l'impatto uno dei mezzi, ecco vedete le immagini, si è ribaltato su un fianco, 5 addirittura le persone coinvolte nell'impatto, di cui 2 ricoverati in ospedale. I vigili del fuoco sono usciti da Legnago in particolare, sono giunti sul posto con un mezzo e 5 uomini, hanno operato per liberare i 3 giovani che a bordo della vettura ribaltata risultavano dunque incastrati all'interno dell'abitacolo. Dopo aver tagliato il parabrezza, gli occupanti sono stati liberati e affidati alle cure dei sanitari. Le operazioni sono terminate oltre la mezzanotte con la messa in sicurezza delle vetture coinvolte. E sul posto naturalmente anche i carabinieri poi per i rilievi rispetto a quella che è stata la dinamica di questo sinistro. Come vi dicevo, tra poco ci collegheremo con Lucio Zanato per parlare anche di controlli stradali con i carabinieri, perché come spesso capita anche nei prefestivi purtroppo c'è chi ha un pochino esagerato con l'alcol e ci sono stati controlli stringenti, ma c'è anche chi ha festeggiato in maniera sana, no, Assessore? Allora, abbiamo visto il Comune di Treviso che non ha autorizzato l'accensione dei Panevin ieri sera. C'erano anche alcune cataste insomma pronte a bruciare, ma chissà che non sia una festa rinviabile magari fra qualche settimana in cui le condizioni possono essere più accettabili del meteo e dello smog, perché tra l'altro diciamo i rilievi delle centraline ARPAV in qualche maniera vi hanno dato ragione, no? Adesso vediamo se la regia, ecco, riesce a inquadrare i dati della centralina di via Lancieri da Novara a Treviso ieri sera. Le PM10 sono salite oltre quota 100, ma è un picco che è ridisceso anche piuttosto velocemente e comunque niente a che vedere con altre epifanie degli anni scorsi, no? Sì, allora diciamo che partiamo da un presupposto. Noi eravamo felicissimi di fare il Panevin tradizionale, cioè noi, io, il sindaco, gli assessori veniamo dai quartieri, noi sappiamo fin da bambini cosa vuol dire andare a vedere, aspettare a Veccia e vedere questa pira bruciare. Però è chiaro che avevamo delle condizioni, lo vedono tutti, ma i dati tecnici ce lo dicevano, di un estremo valore elevato di inquinamenti questi giorni. Non piove da tanto tempo, la centralina ci diceva che eravamo in zona arancio, sono rosso. E qui è stata fatta una scelta di responsabilità, ma la tradizione è assolutamente conservata. Noi speriamo a breve e sicuramente appena torneremo in zona verde di poter fare questa cosa. Però ecco, il dato della centralina, che è oggettivo, non lo decide l'assessore o il sindaco o nessun altro, dice che rispetto ai punti 300-400 che arrivavamo l'anno scorso
ci siamo assestati sul 100 perché è chiaro che poi il territorio è vasto, la ventosità è anche diversa, Treviso ha una ventosità diversa anche spostandoci da 5, 6, 7, 8 km e questo è dato oggettivo perché prendiamo gli ultimi 6 anni, escludiamo il periodo di pandemia dove non è stato fatto. Quando veniva fatto il picco era altissimo. Partire da una condizione già di forte svantaggio era un grosso problema e ripeto, noi siamo i più dispiaciuti in assoluto. Noi ieri sera abbiamo girato tutti i panevin, fra virgolette, virtuali perché non si poteva accendere il fuoco, ma con le feste e i primi addolorati siamo noi, perché poi certe scelte sono scelte di responsabilità, lo dico, e quindi non c'è una critica a nessuno e noi cerchiamo di fare anche il nostro e di rimanere su quella che è stata sempre la nostra linea, di mettere sempre prima quello che è anche la sicurezza dell'atmosfera che i cittadini devono respirare. Senta, io ieri sera sono stata un non falò, chiamiamolo così, gli scout di Borgofuro a Treviso, che si sono inventati una formula alternativa, piaciuta comunque ai bambini, perché i bambini quando arriva la Befana, quando giocano la lotteria, bevono la cioccolata calda, insomma la cosa è già per loro una festa. E appunto ho incontrato proprio il vice sindaco De Checchi, una dozzina mi pare le feste comunque che si sono tenute tra i quartieri e le associazioni. Qualcuno però è arrivato, ha visto la catasta spenta e ha un po' brontolato, insomma. C'è chi non ha capito e ha detto ma insomma non sarà questo che cambia il problema inquinamento. È anche vero però che voi sottostate a delle norme e siete attaccabili volendo se non vengono rispettate, però ci sono sindaci che hanno fatto scelte alternative. Allora, teniamo conto che noi abbiamo una norma, anche delle norme particolari perché siamo un comune sopra i 30.000 abitanti, quindi siamo soggetti a delle normative anche un po' diverse. Però da questo punto di vista le pire erano lì perché noi ogni giorno, anche io personalmente, ho chiamato gli organizzatori per dire in che condizione eravamo, perché se fossimo stati con la centralina che dava il segnale verde, purtroppo non so perché in questi 3 anni tutte le cose peggiori sono verde, arancio e rosso, quindi come per la pandemia, però saremmo stati ben lieti di vedere i falò e quindi qualcuno si era già organizzato per farle. È chiaro che nulla è eccessivo, però tutto contribuisce e in questa particolare situazione, se uno adesso gira per Treviso lo vede, insomma c'è una nebbiolina che non porta nulla di buono, non piove da quasi un mese. Questa è la condizione climatica, guardate, possiamo fare tutto, tranne il generale Iannicelli che ci può dare le previsioni del tempo, nessuno di noi può cambiare questa condizione climatica. Teniamo conto un altro fattore che in questo momento in montagna fa anche relativamente caldo, quindi l'inversione termica spinge verso valle, quindi particolarmente verso Treviso nel nostro caso, questa nebbiolina ed evita anche la dispersione in aria. Infatti bastava uscire anche di pochi chilometri per avere anche condizioni diverse e lo ripeto ancora, è una scelta di responsabilità e non vogliamo assolutamente giudicare che ha fatto scelte diverse, anche perché magari aveva condizioni diverse. Noi dobbiamo vedere cosa diceva la nostra centralina che rappresenta la qualità dell'area di Treviso. Esatto, perché poi abbiamo visto che le centraline dell'ARPA avevano rilevato nelle località, la Sinistra Piave, parliamo del Trevigiano, piuttosto che la Pedemontana, effettivamente quei picchi che a Treviso non ci sono stati. Di questo ci si limita per carità a prendere atto, però il dato di fatto naturalmente è quello. È chiaro che la discussione sta nel lungo termine, cioè il dire ha comunque un rilievo questo oppure no. Chiederei alla regia se sono pronte di farci vedere le immagini. Questi sono i post del sindaco Mario Conte che ieri, come diceva l'assessore Manera, ne deve aver girati parecchi di feste e di appuntamenti con la Befana, eccoli qua. Allora abbiamo avuto la parrocchia di San Lazzaro che ha scelto di proiettare delle immagini, delle luci, un falò diciamo laser sulla parete della chiesa del campanile e poi però allora adesso andiamo a mettere, diciamo, a far vedere la differenza, diciamo, tra l'iniziativa, la tradizione, insomma il principe dei falò, il Panevin di Arcade che vedo in preview, acceso dal presidente del Veneto Luca Zaia, com'è tradizione, eccolo qua,
ormai immancabile. Lo si è motivato anche per il fatto che si voleva in qualche modo rendere un po' un omaggio, un tributo quest'anno al sindaco Fabio Gazzabin, che è venuto a mancare, all'ex capogruppo degli Alpini Florindo Cecconato, anche lui mancato nel 2022, e quindi Arcade ha voluto a tutti i costi rispettare questa tradizione. Sappiamo che qui parliamo di una catasta davvero altissima e i giornali oggi danno conto di circa 10.000 persone accorse in piazza ad Arcade per assistere a questo evento. I trevigiani possono sentirsi un pochino penalizzati vedendo queste immagini? Cioè, a me dispiace, perché sì, anche a me piace vedere le immagini. C'è da dire che Arcade peraltro insiste su un'altra centralina che era in allerta verde in quei giorni lì, quindi diciamo che era in una situazione diversa. Ha una ventosità, essendo vicino al Montello, diversa dai trevigiani. I trevigiani avranno tante altre belle cose rispetto a Arcade, che io rispetto, ho tanti amici Arcade e sarebbe piaciuto anche a me vedere questa situazione. Però purtroppo partivamo da due punti diversi. Cioè, guardate che il fatto delle centraline è una cosa un po' particolare. Se ci pensate, una delle centraline che rileva sempre allerta arancio-rosso è quella a Venezia, dove lo smog delle macchine non c'è, però bisogna vedere sempre la condizione da cui parti, la ventosità, la piovosità, e questo è un dato che noi non possiamo cambiare. Però ripeto, è stata una situazione particolare, è una situazione di... Il sindaco ci abbiamo pensato bene, perché noi eravamo contenti anche noi di andare a accendere il pane V. Spero sia solo una cosa rimandata e comunque resta una tradizione per noi inscindibile da quello che è la trevigianità. È stata fermata anche con la pandemia, cioè quindi purtroppo ci sono delle situazioni che travalicano anche il nostro potere, perché il sindaco avrebbe dovuto fare una deroga all'ordinanza, cioè avrebbe dovuto di suo pugno scrivere che derogava quello che era una norma che lui aveva fatto, e questo è anche un po' rischioso da questo punto di vista. Quindi noi siamo legatissimi alla tradizione, anche io ne ho girati 3, sono riuscito a girarne 3 perché poi con la macchina non riuscivo a girarne fin là. Mi sono bevuto 10 litri di vin brulé? Di vin brulé, poi mi fermavo, quindi il tasso alcolico era sicuramente basso, anche perché... Beh, il brulé brucia l'alcol, dai. Sì, però compensavo con qualche quintalate di pizza e di cioccolata, però ripeto, anche a noi è dispiaciuto tanto, lo ripeto, è una tradizione che va preservata. E poi c'è chi invece già da qualche anno cerca delle alternative, no? Allora, quest'anno per Treviso le associazioni, i quartieri si sono inventati delle formule appunto alternative. Ieri sera, faccio un esempio degli scout, non ci si è scaldati intorno al fuoco, ma ci hanno fatto ballare, muovere, per cui insomma ci si è scaldati lo stesso. Invece a Roncade e Quarto d'Altino, da una sponda all'altra del Sile, hanno acceso un piccolo falò simbolico, diciamo, e poi invece si sono inventati, è già da un paio d'anni mi pare che tengono questo spettacolo di luci che riflesse naturalmente sulle acque del Sile, danno un ulteriore così effetto, e hanno limitato tra virgolette i danni legati ai fumi e hanno intrattenuto le persone con uno spettacolo appunto di luci di laser. Questo è anche questa una strada, diciamo, no? Certo, io preferirei tornare velocemente al tradizionale, quindi sperare che tutte le azioni che facciamo per la qualità dell'aria la migliorino a tal punto che, come è giusto che sia, la tradizione venga conservata. Lo dico sinceramente, bellissimo il laser. Io sono andato a Selvana, hanno proiettato su un maxi schermo, diciamo, le fiamme, il fuoco, però a me piace molto il tradizionale e spero di tornare velocemente a quella situazione. Però è chiaro che di necessità virtù ci si è inventati varie cose, ecco. Però lo ripeto ancora e voglio ribadirlo, lungi da noi andare lontano da una tradizione che resta sempre e resterà sempre nel nostro cuore. Certamente. Senta, Assessore, che 2023 è questo in termini di sfida ambientale? Perché ci sono parecchie cose da fare. Vediamo voi enti che state cercando di percorrere tutte le strade per incentivare il miglioramento energetico, al di là di quelli che sono i provvedimenti del governo. Questa transizione ecologica, chiamiamola così, è in atto, e cosa si può fare ancora? Beh, allora, per Treviso è sicuramente in atto. Qui a gennaio partirà, adesso fine gennaio, inizio febbraio, inizierà la bonifica della discarica di via Orsenigo, che avrà un impianto immenso di fotovoltaico che alimenterà la città, quindi sarà sicuramente
un primo passo alla transizione. Stiamo costituendo le prime comunità energetiche, che sono un altro passo fondamentale. Onestamente gli ultimi 2 governi sono un po' in ritardo su quello che sono i decreti attuativi, perché poi su quelli ci si muove. Abbiamo tante azioni in questa direzione qui, tante colonnine di alimentazione delle auto elettriche o plug-in cosiddette sono in fase di installazione. C'è un grande problema, onestamente, e ognuno di noi che può andare a vedere, se uno vuole comprarsi l'auto in questo momento, ha tempi d'attesa che sono biblici e quindi da una parte andiamo verso la transizione, uno si compra l'auto, se la compra elettrica o plug-in, poi scopri che devi aspettare 1 anno e mezzo o 1 anno e quindi questo è un altro problema. Però sicuramente stiamo andando fortemente in quella direzione. Io vorrei sottolineare una cosa che amministrativamente non si vede, ma guardate, avrà un influsso dal punto di vista ambientale su Treviso, storico, oso dire storico, sono le fognature. Noi abbiamo questo bellissimo fiume, si chiama Sile, che anno dopo anno ha un peggioramento legato ai nostri scarichi, non agli scarichi di qualcun altro, ai nostri scarichi organici, e noi con le fognature cambieremo completamente, stiamo cambiando completamente rotta questo. Passeremo dal 27% quando siamo insediati al 60%. Guardate che ambientalmente questo sarà un cambio epocale, lo dico sinceramente. E poi la produzione di energia. Qui noi chiediamo ai vari enti, non tanto al governo, forse anche all'Europa, di essere un po' più coraggiosa. Perché anche quando si fanno incentivazioni con fondi europei bisognerebbe essere leggermente più coraggiosi e andare a incentivare quelle buone pratiche che portano alla produzione di energia verde, cosiddetto. Una di queste, che ancora in Italia non è molto esplorata, tranne forse Trento e Bolzano, è l'utilizzo dell'idrogeno per produrre energia elettrica. Questo nei paesi nordici è già molto avanti, noi come sempre in Italia sembra che ci accorgiamo delle cose dopo, però è un altro punto fondamentale. Quindi il 2023 sarà cruciale non solo per l'amministrazione di Treviso ovviamente, ma per il Veneto, per l'Italia e sicuramente per l'Europa da questo punto di vista. Certo, senta, tornando alla questione smog, da lunedì torna in vigore l'ordinanza, Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, l'ultimo rilevamento di oggi dice che siamo in arancio e restiamo in arancio, quindi la limitazione alla circolazione per tutti i mezzi fino all'Euro 5 con tutte le deroghe previste dall'utilizzo dell'auto, che chiaramente uno deve andare sul sito, leggersele perché sono talmente tante e variegate che comprendono il fatto che tu non possa rimanere bloccato, viene suggerito l'utilizzo di mezzi alternativi. È chiaro che c'è anche un fattore della temperatura, perché a 6-7 gradi uno la bicicletta la usa, ma per brevi tratti non è che può sicuramente fare tratti lunghissimi, ma in generale anche l'uso del mezzo pubblico è consigliato, perché chiaramente con un mezzo unico porti tante più persone. Però in generale ecco, uno deve andarsi a prendere l'ordinanza, vederla, vedere tutte le deroghe e vedere quale utilizzarla. Speriamo la prossima settimana, sembra, e qui mi appello sempre al presidente Iannicelli, sembra che ci sarà un po' di piovosità e quindi ci saranno abbattimenti PM10 e torneremo in zona verde. Ecco, per cui c'è da sperare che per lunedì si possa respirare un pochino meglio. Sì. E soprattutto si possa circolare senza grossi problemi, anche perché si ritorna a scuola, si ritorna al lavoro, a pieni ranghi, insomma, per cui può diventare un problema quello di bloccare soprattutto i veicoli insomma, che le persone usano per lavorare. Senta Assessore, visto che lei è anche un grande appassionato di sport, abbiamo così accennato anche noi alla morte di Gianluca Vialli, che è davvero una brutta notizia, no? Con cui si aprono questi primi giorni dell'anno. Guardate, è un dolore incredibile, perché come se a una certa età ti crolla un sogno, no? Quello che hai visto da ragazzo, che era più grande di te, vincere, correre, io sono anche juventino, quindi vedere quei momenti e vedere la sua battaglia anche in un modo inusuale, cioè è una persona comunque che avendo fatto una certa vita sportiva ad alto livello aveva anche un certo potere economico, di non isolarsi dalla malattia, di parlarne a tutti, di dar coraggio a tutti. E io, pur essendo, ripeto, tifoso juventino, voglio ricordare quell'abbraccio con Mancini, con l'amico Mancini, che mi ha veramente commosso, perché con la malattia che aveva, vederlo piangere per una vittoria ancora in cui non giocava, per un amico, è stata forse la cosa più commovente che devo ricordarmi degli europei, perché è stata, ripeto, uno che dovrebbe avere la testa solo su un'altra cosa, perché sta rischiando la vita e si commuove per quella vittoria. È sicuramente un gesto e questo dimostra anche chi era Gianluca Vialli. E dopo Mihajlovic, anche lui un grande campione, molto diverso nel carattere,
però assieme due grandi combattenti è un dolore veramente incredibile. Io peraltro volevo dirlo perché ho visto le cronache dei giornali, è morto anche un mio amico, un conoscente, famoso in tutti i campetti di basket del Trevigiano, Nicolò, che detto lo Squalo, perché tutti lo conoscevano, forse ho scoperto il nome anche un po' dopo perché era detto lo Squalo. E questo dimostra anche lui, un grandissimo combattente, un ragazzo, guardate, un ragazzo d'oro che su un campo da basket ti faceva soffrire come pochi e veramente voglio ricordarmelo. Anche lui ha vissuto, guardate, un grande ragazzo, perché voglio ricordarlo, quindi un grande campione da una parte e un campione come posso essere stato io dei campetti di periferia, che però veramente lascia un vuoto incolmabile a tutti noi e alla sua famiglia. Ecco, tra l'altro questo 46enne appunto Nicolò Amadio che lei citava, e la ringraziamo per questo, era originario di Villorba dove aveva gestito una tabaccheria a Lancenigo ma viveva a Ponzano, ci riferisce questo è il sito di Treviso Today. Lascia moglie e 2 figli a cui vanno naturalmente le condoglianze di tutti noi e i funerali saranno alle 10:30 lunedì, per cui sì, purtroppo circostanze che non dovrebbero capitare insomma a questa età e di fronte alle quali rimaniamo tutti purtroppo davvero addolorati. Io ringrazio Alessandro Manera per questa sua presenza, grazie per essere stato qui con noi anche il giorno dell'Epifania, adesso le auguriamo insomma una giornata di riposo per quel che appunto seguirà. Io vedo già collegato dalla centrale operativa del Comando dei Carabinieri di Treviso il nostro Lucio Zanato col tenente colonnello Marco Turrini, che ringraziamo anche lui al lavoro evidentemente oggi in questa giornata festiva, perché è stata una serata e una notte piuttosto intensa per i carabinieri da quello che ci hanno anticipato. A te Lucio. Sì, ecco, siamo qui, come hai già detto giustamente tu, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori del telegiornale di Antena 3 prima edizione, siamo qui per fare un po' il sunto della situazione del vostro lavoro questa notte. Sì, buongiorno a voi e ai telespettatori, è stata una notte di controlli dove il dispositivo messo in campo dal Comando Provinciale Carabinieri di Treviso ha consentito di procedere a una serie di sia attività di contrasto ma anche di fare prevenzione appunto sulle strade della nostra Marca trevigiana. Ecco, com'è andata? Ma grazie a questi servizi ne svolgiamo periodicamente sul nostro territorio che consentono di mettere in campo forze più importanti, quindi circa una settantina sono stati i carabinieri impiegati, tra quelli oltre quelli delle nostre stazioni, delle nostre componenti radiomobili, anche i carabinieri, un'aliquota di carabinieri del 4° battaglione di Mestre. Abbiamo operato sulle 2 direttrici fondamentali, usuali, e cioè quelli appunto della prevenzione dei reati ma anche dell'attività di contrasto. C'è stato un episodio particolarmente grave nella zona di Cornuda, siamo intervenuti grazie appunto in maniera molto tempestiva, grazie al dispositivo che avevamo in atto rispetto a un'aggressione in casa. Dalle prime risultanze pare che non si tratti di un'aggressione a scopo predatorio, quindi di un furto, di una rapina, ma probabilmente di un'aggressione appunto tra persone che si conoscevano. Abbiamo tratto in arresto in flagranza di reato per lesioni due soggetti, peraltro già conosciuti alle forze dell'ordine. Quindi una prevenzione. Poi per quanto riguarda invece come dire, la guida sulle strade, com'è andata? Perché c'erano i panevin, con il panevin c'è il vin brûlé, con c'è il vin brûlé magari c'è un po' di alcol in più. Sì, anche alla luce proprio dei recenti purtroppo gravi sinistri che si sono verificati sul nostro territorio, abbiamo anche qui intensificato la nostra attività di prevenzione. Ci sono state delle patenti di guida ritirate, ci sono stati dei riferimenti per guida in stato d'ebbrezza. Ecco, però la finalità è proprio agire a livello preventivo, quindi la denuncia deve essere proprio l'extrema ratio. È chiaro che però quando comportamenti di automobilisti, di motociclisti, come è stato in questo caso, coinvolgono poi con la loro condotta anche altre persone oltre che se stessi, allora ovviamente dobbiamo intervenire. In qualche caso si è trattato proprio di automobilisti che hanno causato incidenti o che loro stessi sono stati vittime di incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze, però poi la risultante è stato che questi utenti della strada avevano dei tassi alcolemici nettamente superiori rispetto al consentito. Lina, se hai domande da studio il comandante ti sente. Buongiorno comandante, grazie per questo suo collegamento. Quindi
Ecco, era interessante questo episodio che ci ha raccontato di Cornuda, dai contorni insomma piuttosto inquietanti. Se ci può ecco, fornire qualche altro dettaglio, naturalmente poi ne daremo conto anche nel corso dei servizi del nostro telegiornale. 2 arresti e questa violenza purtroppo che vediamo insomma, diffondersi, dilagare un pochino anche nei rapporti insomma, tra individui, tra privati. Sì, gli approfondimenti sono in corso perché i fatti sono avvenuti proprio nella nottata appena trascorsa. Sono intervenuti i carabinieri di Montebelluna, allertati dai residenti che evidentemente avevano sentito il trambusto in atto in questa abitazione, e i carabinieri che sono intervenuti hanno immediatamente bloccato questi 2 individui che avevano percosso violentemente l'abitante di questa dimorante in questa abitazione, che poi è stato soccorso dai sanitari ed è stato trasportato in ospedale a Treviso con lesioni, con diverse contusioni e probabilmente anche delle fratture. È chiaro che ora gli accertamenti verranno fatti, come ho detto prima pare non trattarsi appunto di un tentativo di furto, di una rapina, ma probabilmente di un'aggressione proprio con altre finalità. È chiaro che approfondiremo ora i rapporti tra questi 3 soggetti, pare che si conoscessero per appunto venire rapidamente sotto la direzione ovviamente della Procura della Repubblica di Treviso a cercare di chiarire appunto i contorni di questo grave episodio. Senta comandante, noi siamo qui in centrale operativa, al di là delle operazioni che voi fate all'esterno, c'è stata qualche telefonata per solitudine? Perché nei giorni di festa, mai come nei giorni di festa, come ad esempio questa notte dei Panevin, magari gli anziani da soli vi avranno sicuramente chiamato per avere una buona parola. Sì, devo dire che succede, i nostri operatori hanno anche ovviamente un po' questo compito, se vogliamo, anche di rassicurazione, no? All'anziano che magari si trova solo, magari anche in condizioni di salute un po' precarie. E questa è l'attività che svolgiamo 24 ore su 24, gli operatori che vedete alle mie spalle hanno appena iniziato il loro turno di servizio, verranno poi avvicendati da altri e ovviamente accanto al coordinamento delle nostre forze sul campo, delle nostre pattuglie impegnate sulla strada, c'è ovviamente l'ascolto dei cittadini, e la collaborazione dei cittadini è stata fondamentale. Lo è stato in questo grave episodio che ho citato prima, ci hanno chiamato i residenti per allertarci di questa situazione, ma lo è in moltissime circostanze ed è per noi fondamentale. Lina. Comandante, poi tra l'altro voi avete messo in campo durante tutte le feste dei dispositivi per contenere naturalmente i reati predatori, proprio i furti, insomma sappiamo che c'è un impegno importante in questo senso da parte dell'Arma. Sì, i carabinieri, l'Arma di Treviso, in collaborazione ovviamente con le altre forze di polizia e anche seguendo quelle che sono ovviamente le direttrici del prefetto, della prefettura, hanno intensificato l'attività anche in questo senso. Ecco, servizi come quelli di ieri sera sono particolarmente utili perché oltre che appunto agire in senso preventivo, quindi dissuadere ovviamente i malfattori da possibili azioni criminose presso le abitazioni, ma consentono anche di veramente svolgere un'attività a tappeto e raccogliere delle informazioni utili, quindi identificare soggetti sospetti, verificare movimenti di macchine e individui che possono poi essere elaborate successivamente e portarci ad individuare i responsabili di questi reati che sono evidentemente particolarmente odiosi perché vanno a invadere la privacy dei nostri cittadini, tra l'altro in un periodo come quello delle feste che viene ovviamente riservato appunto a stare con i propri cari, e quindi questi eventi risultano ancora più odiosi. L'impegno da questo punto di vista, posso garantirlo, è massimo da parte nostra, ma anche da parte delle altre forze di polizia. Ecco, possiamo lanciare un appello che invece di postare su Facebook alcune cose, magari chiamarvi e dirvi: guardate, ho visto questa macchina strana che sta passando, ho visto queste persone che continuano a girare per la stessa via che noi non conosciamo, cioè fare le segnalazioni direttamente a voi invece che postarle sui social. Ma ogni segnalazione è importante, quindi è chiaro che
noi le raccogliamo tutte, quindi da quella che può sembrare quella minima a quella più importante. È importante segnalare, è importante chiamare il 112 in modo che possiamo mettere poi queste informazioni a sistema e cercare di dare una risposta che sia il più possibile aderente e anche tempestiva. Poi mi lasci dire, è chiaro che su questi reati molto spesso vengono svolte appunto sotto la direzione dell'autorità giudiziaria delle indagini che magari appunto sono anche prolungate, anche magari a volte complesse, quindi la risposta può sembrare non immediata, ma questa risposta, posso assicurarlo, c'è, e c'è a maggior ragione qui a Treviso, dove con la locale procura insomma è in corso una collaborazione proprio su questo tipo di reati, e il procuratore l'ha accennato anche di recente in suoi interventi, insomma, di questa collaborazione. Lina. Ecco, comandante, e poi c'è anche l'aspetto benefico in questa giornata, perché sappiamo che i comandanti di compagnia hanno fatto un po' da befane, no? Tra i bambini, è così? Sì, grazie dell'opportunità di accennare anche a questa iniziativa a Montebelluna, Castelfranco Veneto e Conegliano. Proprio in queste ore, in questi momenti, i nostri comandanti di stazione, comandanti di compagnia, il personale nostro si è recato presso le strutture pediatriche degli ospedali e abbiamo portato qualche piccolo dono ai giovanissimi degenti. Mi dicevano i colleghi, c'erano veramente bambini molto piccoli, proprio da pochi mesi fino appunto agli adolescenti, che così abbiamo portato un piccolo segno, qualche nostra macchina, qualche nostra piccola riproduzione di qualche nostra gazzella del radiomobile, qualche album da colorare, insomma piccoli segni, ma con questo abbiamo voluto un po' simbolicamente dimostrare un po' di vicinanza a questi piccoli nostri cittadini che in questo momento insomma non stanno passando momenti facili. Senta, ma i comandanti si sono vestiti da befane? No, hanno dovuto mantenere ovviamente la loro uniforme, ovviamente hanno indossato quella che è la mascherina prevista per ovviamente accedere a questi reparti, però mi dicono ecco, che è stata un'attività veramente così, che ha fatto piacere e che ha visto insieme ancora una volta le istituzioni, no? L'Arma dei Carabinieri, le strutture ospedaliere, le associazioni di volontariato, c'erano anche dei rappresentanti delle associazioni di volontariato, e poi ecco, le madri e i piccoli bambini che sono lì ricoverati. Lina. Ecco, Lucio, invece tu stasera darai conto nel corso del telegiornale di altre befane arrivate in maniera un po' rocambolesca invece al Cafoncello, è così? Sì, devo dire che prima di venire qui al comando dei Carabinieri sono stato al Cafoncello, dove i Vigili del Fuoco invece hanno proprio vestito una loro donna del personale, un pompiere donna, che ha fatto proprio da befana. Addirittura l'hanno fatta volare, perché l'hanno imbragata sull'autoscala e l'hanno fatta volare fino al reparto di pediatria, che è all'ultimo piano del complesso C, e questa sera faremo vedere queste cose. Sono segni molto importanti, soprattutto verso i più piccoli, che poi sono il nostro futuro, quindi dimostrare che le istituzioni ci sono per prevenire, ci sono per difendere, ci sono anche per confortare. Sì, certo, questa è un'iniziativa simbolica, ma voglio dire la vicinanza alle giovani generazioni, l'Arma dei Carabinieri cerca di esprimerla quotidianamente, insomma, con il mitigarsi della pandemia siamo ritornati nelle scuole, quindi facciamo incontri nelle scuole dove raccontiamo i pericoli del bullismo, dell'assunzione di stupefacenti, dell'abuso di alcol. Quindi con gli istituti scolastici, col mondo della scuola c'è un dialogo aperto ed è importantissimo, perché ovviamente, come diceva giustamente lei, si tratta un po' dei cittadini del futuro, e quindi la nostra attenzione, l'attenzione dell'Arma dei Carabinieri e delle altre forze di polizia è massima verso questa particolare fascia della nostra società. Senta, fa ancora effetto la divisa quando si entra in classe? Sì, direi assolutamente sì, la figura del nostro comandante di stazione, insomma, anche voglio dire perché no, sulla scorta delle fiction che ormai voglio dire famosissime sono state fatte, ma è chiaro che rappresenta no, un po' l'autorità, però nello stesso tempo ecco, accanto a questa figura autorevole cerchiamo anche di associare un
un linguaggio, un modo e un approccio insomma, che sia moderno proprio per attirare i giovani e farli interessare a quelle che sono poi le tematiche che noi vogliamo così cercare di affrontare insieme a loro. Ecco. Facciamo un percorso insieme a loro invece che avere un atteggiamento solo cattedratico e solo da maresciallo dei carabinieri. Ecco. Però possiamo dire che mentre prima magari il vero pericolo poteva essere lo stupefacente, poteva essere anche il furto magari da ragazzata, adesso ad esempio il cyberbullismo e comunque un non corretto utilizzo del telefonino, dei social è diciamo in prima linea, voi fate prevenzione anche su quello? Sì, assolutamente. Ormai i carabinieri sono impegnati sulle strade, ma sono impegnati anche veramente su questa che non è più una nuova frontiera perché è l'attualità, e quindi sui pericoli derivanti dall'utilizzo sbagliato di questi strumenti e appunto su quelle problematiche che lei ha accennato e che ci vedono anche qui frontalmente impegnati. Senta, poi il tema dell'ambiente, perché voi avete un ampio spettro anche su quel territorio lì. Come reagiscono i ragazzi quando si parla di ambiente, quando si fa prevenzione sull'ambiente? Veniamo da un'esperienza come quella sull'area dell'ex Simmel, dove c'è stato un abbandono assolutamente fuori tempo, perché solo 30 anni fa si vedevano cose di questo genere. Sì, senza entrare nello specifico dell'episodio che lei ha citato, sul quale insomma sono in corso accertamenti, sicuramente il tema ambientale per noi diventa primario. Del resto i carabinieri ormai sono veramente diventati una polizia ambientale, e lo dimostra il fatto che appunto assieme ai nostri carabinieri forestali, carabinieri del NOE, veramente l'ambiente è diventata una nostra diciamo così branca strategica, ecco, e lo sarà sempre più negli anni a venire, anche seguendo quelle che sono le direttive europee, che ovviamente così evidenziano la tematica ambientale come una dinamica prioritaria. Peraltro, insomma, in provincia di Treviso abbiamo la fortuna di avere posti splendidi, penso alle colline del Prosecco, penso ad altri territori, e quindi a maggior ragione il nostro impegno deve essere massimo. E poi mi permetto di dire, ecco, simbolicamente il fatto che per l'Arma dei Carabinieri questa sia ormai una priorità lo dimostra anche il nostro calendario di quest'anno, che è proprio il calendario storico a cui insomma i cittadini sono ormai tutti affezionati, e che parla proprio di tematiche ambientali, è tutto fatto su temi ambientali, e quindi ecco, simbolicamente ha voluto riassumere l'impegno dell'Arma presente e futuro per quelle che sono le dinamiche di tutela dell'ambiente, difesa dell'ambiente, del paesaggio. Lina. Io direi che ringrazio te Lucio, ringrazio il tenente colonnello Marco Turrini per questo collegamento, augurando naturalmente buon lavoro a lui e ai suoi collaboratori che vediamo impegnati in centrale operativa, e poi appunto nel corso di questa sera torneremo sui fatti di cronaca di cui ci ha accennato. Grazie, ringrazio lei e un saluto ai telespettatori. Grazie a voi, grazie e buon lavoro. Allora noi proseguiamo. Prima, mentre il tenente colonnello Turrini ci commentava anche questa iniziativa dei Vigili del Fuoco a Treviso, abbiamo accennato a un'immagine che si riferisce all'ospedale All'Angelo di Mestre, perché anche in questo caso delle befane un po' particolari vestite da pompieri hanno fatto visita alla pediatria offrendo calzette piene di dolciumi ai bambini ricoverati. Eccoli qua, vedete. I Vigili del Fuoco, rappresentati dal funzionario di guardia Bruno Musolino, dal capo turno Cristiano Squizzato, accompagnati da altro personale, sono stati accolte dalle caposala dei due reparti. Befane pompiere, accompagnate dal personale, hanno consegnato ai bambini le calzette, strappando naturalmente un momento di allegria e di sorrisi ai piccoli ricoverati. Noi ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, torneremo tra poco ancora con cronaca e con altri ospiti. Di nuovo in diretta, eccoci, prima edizione di Antena 3 in questa giornata dell'Epifania. Abbiamo da poco salutato Lucio Zanato, che col tenente colonnello Marco Turrini dei Carabinieri di Treviso, dal comando provinciale, ci ha fatto il punto sui controlli della serata e della nottata dell'Epifania, caratterizzata in molte località dalle feste, dai panevin consueti. E tra poco saluteremo un nuovo ospite. Nel frattempo, proprio riferendosi a quello che ci
ci diceva il tenente colonnello Marco Turrini sull'azione di prevenzione che si fa nelle scuole. Vi propongo il servizio che abbiamo realizzato ieri sulla studentessa delle scuole medie bullizzata in classe in un istituto trevigiano da oltre un anno per il suo peso, con frasi che incitano all'autolesionismo e al suicidio, dopo il caso dell'11enne che avevamo raccontato 2 mesi fa, sempre noi di Antenna 3, un'altra vicenda davvero assurda e molto grave. 12 anni appena e già bullizzata in classe da alcuni suoi compagni da oltre un anno. Sei grassa, suicidati, obesa, fai schifo, pensa a come eliminarti, muori. Soltanto alcuni dei messaggi della vergogna con l'incitazione al gesto estremo circolanti da tempo nelle chat di classe. Dopo il caso di Breda di Piave, con la storia dell'11enne perseguitato da 3 compagni, l'incubo bullismo si ripete anche in un istituto di Treviso, con la vicenda di una ragazzina ormai da diversi mesi alle prese con i pesanti disagi di una pubertà trasformata in tetra oppressione e angoscia ad occhi aperti, perché denigrata, perseguitata e derisa in particolar modo da uno dei suoi compagni di classe che, paradosso dei paradossi, da prima di Natale sarebbe diventato anche il suo compagno di banco, nonostante le rimostranze e le denunce verbali dei genitori e professori. Ma non finisce qui. In classe, durante le pause, tra una lezione e l'altra e in ricreazione, alcune compagne leggerebbero a voce alta, con lei presente, un libro che racconta gli atti di autolesionismo della protagonista, come a voler incitare la 12enne a fare lo stesso. L'escalation ha creato gravi disagi alla ragazzina, riuscita a confidarsi con la famiglia soltanto a distanza di un anno dai violenti abusi psicologici, prima lunghi silenzi e poi pianti a dirotto per manifestare la paura e i timori legati alla richiesta di non volersi più recare a scuola. Impossibile, ha rivelato alla sua famiglia, seguire le lezioni perché lasciata sola in quanto non sostenuta né difesa dai suoi compagni di classe a conoscenza della sua gravissima sofferenza. Una famiglia che per ora non ha sporto denuncia, la speranza di risolvere la situazione con la scuola. Ora si attende il rientro in classe per capire quali provvedimenti verranno adottati dal dirigente. Fin qui questo caso ennesimo purtroppo di bullismo, poi c'è il tema furti che abbiamo sentito accennare dai carabinieri anche durante questo periodo di festività. Nel Trevigiano il presidente dell'associazione Furti in Corso, Demma, ha annunciato per lunedì un incontro con il prefetto. Ormai c'è questa, non denuncio, non avviso, dimmi cosa devo fare, dimmi come fare, quindi sta diventando un po' complesso, e per questo proprio che lunedì faremo un incontro al prefetto e vorremmo parlargli anche di questo. Il presidente di Furti in Corso lunedì alle 10:30 incontrerà il prefetto Angelo Sidoti, un faccia a faccia per consegnargli, spiega Demma, simbolicamente le chiavi dell'associazione e continuare quanto iniziato con il suo predecessore, la Ganà. Anche con lui facciamo un'idea di come poter dire ai comuni di adottare anche Furti in Corso come associazione. Quest'anno nessuna tregua nei furti, nemmeno durante il periodo natalizio come accadeva in passato, evidenzia ancora Demma, che in questi giorni è stato sommerso dalle segnalazioni. Sono stati dei video dove c'erano delle persone totalmente a volto scoperto che sono andate 2 o 3 volte a visitare dei residence con una nonchalance tranquilla, proprio per andare a vedere se c'erano telecamere o allarmi. Io continuavo a avere segnalazioni dalla mattina alla sera di movimenti sospetti, addirittura mi giravano anche dei video di questi ladri e per fortuna ho consigliato di portarli subito alle forze dell'ordine. Sono sempre più i cittadini che decidono di non denunciare o segnalare a polizia e carabinieri movimenti sospetti, spiega il presidente di Furti in Corso. Sappiamo che le forze dell'ordine fanno il possibile e l'impossibile per garantire la sicurezza, ma tra le persone c'è una sfiducia nel sistema. Abbiamo un problema delle famose leggi, quindi non c'è pena, non c'è certezza della pena, c'è l'intasamento dei tribunali. Una sfiducia che rischia di sfociare in una giustizia fai da te. Lo vediamo nelle richieste di acquisto di armi di tutti i tipi, sia che siano giocattolo o no. Il problema è che come noi non sappiamo se stanno usando un giocattolo gli altri, anche loro non sanno se il nostro è un giocattolo, quindi si rischia di avere anche reazioni un po' importanti.
Tema della sicurezza che interessa anche il mondo delle imprese, lo chiedo subito al Presidente di Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza, che saluto e ringrazio per essere in collegamento con noi anche in questo giorno dell'Epifania. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi, auguri di buon anno. Grazie anche a lei Presidente, ce n'è bisogno a quanto pare anche per purtroppo il mondo produttivo, ma insomma c'è anche qualche segnale di cui parleremo tra poco di frenata di questa inflazione. Senta Presidente, ecco, un accenno alla sicurezza e al tema furti che interessa anche anche il settore economico e naturalmente le imprese un po' in tutti gli ambiti. Sì, c'è un doppio tema per le aziende, c'è quello ovviamente dei furti che avvengono all'interno delle aziende che vengono denunciati spesso e poi c'è il tema della cyber security, anche quello è un tema molto importante, direi ancora di più del furto che ti fanno in azienda, perché lì ti portano via dati, documenti che sono strategici per la tua attività. Quindi c'è un doppio tema, insomma, fisico perché te lo portano via, ma però anche quello del web. Ecco Presidente, in questa giornata dell'Epifania che chiude un po' tutte le feste, possiamo tracciare un bilancio, un primo bilancio, primissimo, di come è andata durante queste festività anche per il mondo economico. Erano le prime festività senza limitazioni, senza vincoli e servivano chiaramente a rimarcare questa ripresa che si è vista durante l'anno, malgrado tra l'altro tutte le avversità arrivate dall'esterno. Sì, il mondo della produzione si è fermato in questi giorni e lo si è visto anche dal traffico stradale, pochissimi camion, i piazzali delle aziende vuote dalle macchine, però il mondo del commercio in questo periodo ha lavorato. Io ho sentito parecchi imprenditori del settore e sono soddisfatti di come è andata finora, ecco. Soprattutto in montagna. Ovviamente questa voglia di libertà senza vincoli di mascherine eccetera ha portato ovviamente la gente a favorire queste gite o la permanenza delle vacanze nelle località turistiche. Abbiamo visto cosa è successo a Jesolo, tantissima gente, quindi chi ha organizzato ha ritrovato riscontri positivi da parte della nostra gente e quindi questo è anche un buon segnale, un auspicio che quest'anno che è ben iniziato continui. Certo ci sono sempre delle problematiche legate ovviamente ai costi, all'inflazione, insomma ai temi che quotidianamente affrontiamo come consumatori. Ecco, in montagna appunto abbiamo visto che ha nevicato agli inizi di dicembre di fatto, poi ben poco, ma ha comunque retto. Sappiamo di presenze record davvero nelle nostre montagne in queste festività. Sì, ha nevicato poco, però ha nevicato nel momento giusto, perché è nevicato nel ponte dell'8 di dicembre e la neve si è un po' mantenuta, sta perdendo in questi giorni perché purtroppo si sono alzate molto le temperature, queste nebbie, e quindi la neve sta per sparire. Però insomma ci auguriamo che nei prossimi giorni arrivi questo freddo dal nord che porti un po' di innevamento di più. Non si vedeva un'affluenza così alta da prima della pandemia, anzi direi che in questi giorni c'è ancora più gente rispetto a prima della pandemia, proprio per questa voglia di respirare, di portare i ragazzi, i bimbi a divertirsi in maniera un po' spensierata, visto l'anno che dovremo affrontare in modo tale da poter insomma respirare un po' e rilassarsi e dopo buttarsi a capofitto nel lavoro che riprenderà proprio lunedì dalle scuole alle attività produttive, quindi direi che insomma i nostri commercianti, imprenditori, ristoratori in questo momento sono soddisfatti. Poi oggi sono iniziate anche tra oggi e ieri le svendite e quindi affari probabilmente non con guadagni alti, ma insomma la movimentazione del magazzino ti permette di avere liquidità e pensare alla stagione primaverile. Che anno si aspetta lei, Presidente? Perché nel 2022 è capitato un po' di tutto, uscivamo da una pandemia e ci saremmo immaginati naturalmente tutte le difficoltà, gli strascichi, le conseguenze legate al Covid e poi c'è stato
ben altro. Che anno si aspetta per il 2023? Ma un anno incerto perché non dipende da noi, ma dipende da quanto sta succedendo in giro per il mondo. La guerra là in Russia, tra la Russia e l'Ucraina, abbiamo visto che adesso Putin chiede 36 ore di che le armi tacciono. Poi abbiamo le tensioni che ci sono in Kosovo, la Cina con questo Covid che non ne viene fuori, quindi sarà un anno di incertezze ancora. Però ormai direi che sono 3 anni che siamo abituati a lavorare con l'incertezza e quindi un po' di pelo ce l'abbiamo insomma nello stomaco per affrontarlo. È indigesta questa situazione, per usare un termine che in questi giorni, visto che ci siamo direi rilassati attorno ai tavoli, è indigesta, però purtroppo non possiamo fare diversamente, non dipende solo da noi. Poi le risorse anche da parte del governo sono un po' limitate per l'aiuto, perché la maggior parte sono andate nell'aiutare la gente e anche un po' le imprese nelle bollette di gas e corrente elettrica, e quindi per gli investimenti ce ne sono meno, però insomma un po' di ottimismo c'è, ecco, nonostante gli ordini non siano a lungo termine, però faremo la nostra parte. Senta, il Gazzettino oggi ci dice che si registra una prima frenata dell'inflazione dopo un anno al galoppo. A dicembre il carovita rallenta all'11,6%, che comunque sono percentuali lo stesso, capiamo benissimo, elevatissime. Nel 2022 il picco più alto da 40 anni, il carrello della spesa un po' meno caro, corrono ancora però le bollette di gas e luce. Voi avete questa sensazione anche come tessuto produttivo, come aziende, Presidente, che l'inflazione stia dando una tregua in questo momento? Ma dipende, come dicevo, non solo da noi, da cosa deciderà la BCE. L'inflazione ovviamente non eravamo più abituati, avevamo l'inverso fino a poco tempo fa, e questo ci preoccupa. Ci avvantaggia da una parte verso i paesi gli Stati Uniti, quei paesi lì dove noi esportiamo molto, però non ci favorisce verso la comunità europea. Abbiamo questo dato che sta frenando, però anche sui giornali questa mattina è riportato che nella comunità europea siamo il paese che ha l'inflazione ancora più alta, quindi insomma un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Certamente. Senta, e poi questo inizio anno ha portato purtroppo con sé rincari e soprattutto le accise che sono state ripristinate sui carburanti mettono in difficoltà naturalmente anche chi ci lavora con i mezzi di trasporto. Sì, perché quando vai alla pompa di benzina mediamente paghi 10 euro in più il pieno, e questo va a aggravare nella capacità di spesa delle famiglie, va a aggravare anche nelle imprese, perché anche le imprese hanno le loro auto di servizio e sono costi che purtroppo ti limitano i margini per l'impresa, e per la famiglia limita il potere d'acquisto, e questo dopo va a ripercuotersi ovviamente dove? Nella spesa, e il conto lo paghi un po' più avanti. Io mi auguro che nella bolletta di gennaio ci sia meno, come è stato detto e un po' valutato in questi giorni, visto il prezzo del gas, però sappiamo che ci sono delle speculazioni che sono iniziate ancora prima del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, e purtroppo non si riesce a governare questa speculazione. Ecco, però, Presidente, secondo lei cosa ci sarebbe da fare in questo senso? Lei come avrebbe agito? Per il governo era inevitabile questo passaggio? Cosa servirebbe? Purtroppo le risorse non sono infinite. Noi abbiamo un debito pubblico altissimo, il più alto della comunità europea, per cui dobbiamo stare attenti, perché poi ci sono le speculazioni sullo spread e quindi il conto lo paghi subito. Dipende. Cioè, non è facile, non vorrei essere nei panni della Meloni in questo momento, perché sono scelte difficili da farsi. Da una parte scontenti ovviamente i tuoi cittadini e dall'altra però cerchi di tenere la barca dritta, perché sappiamo, se iniziano a salire lo spread, questo va a aggravare sui conti pubblici e di conseguenza anche su quali che possono essere gli investimenti futuri. Perciò è molto difficile. Vediamo poi che anche con il PNR purtroppo
le opere che saranno realizzate avranno dei costi maggiori rispetto al preventivato e quindi avremo meno opere rispetto a quello che ci si proponeva o si prospettava. Senta Presidente, i giornali di oggi, qui siamo sul sito del Gazzettino che naturalmente riporta purtroppo la notizia della scomparsa di Vialli, altre vicende di cronaca, si dà ampio spazio a questo caso, lei lo avrà sicuramente letto, dello stagista 18enne di Ceggia, Giuliano De Seta, che si ricorderà è morto purtroppo in un infortunio sul lavoro in alternanza scuola-lavoro. Adesso arriva la notizia che non ci sarà alcun risarcimento da parte dell'INAIL nei confronti dei genitori dello studente 18enne. Io chiederei alla regia di mostrarci il servizio e poi lo commentiamo insieme. Morto a 18 anni durante uno stage scuola-lavoro in una ditta metalmeccanica di Noventa di Piave. Era il 16 settembre scorso. Giuliano De Seta, studente dell'ITIS Da Vinci di Portogruaro, abitante a Ceggia, venne travolto da una lastra di acciaio pesante più di 1 tonnellata. Dato che non era capofamiglia né dipendente della ditta dove era in stage, i suoi genitori per la sua scomparsa non riceveranno un risarcimento dall'INAIL. Non sappiamo ancora niente, abbiamo visto oggi l'articolo e ancora tutto bloccato, non abbiamo niente da dire, scusi se non la posso ricevere. Non seguo io, la segue l'avvocato e mio marito perché per me è un po' difficile affrontare questa cosa. I familiari, nonché il sottoscritto, che li ha informati, erano al corrente del fatto che l'INAIL non avrebbe elargito alcunché, perché non era tenuto a farlo, fin da ottobre dello scorso anno. È arrivata anche una comunicazione a novembre, se non ricordo male, dove l'INAIL ha precisato che non veniva effettuato alcun risarcimento. Siccome a carico di Giuliano non gravava nessuna famiglia, bensì lui era a carico della famiglia, non gli compete il risarcimento danni. Parlare di risarcimento è assolutamente inappropriato perché si stanno conducendo le indagini. Quindi le indagini dovranno dimostrare a chi attribuire effettivamente le colpe. Sono 4 le persone indagate per quanto accaduto a Giuliano De Seta, il titolare della ditta dove è avvenuta la tragedia, la preside dell'ITIS Da Vinci di Portogruaro, il responsabile della sicurezza e il tutor del giovane in stage. Il processo è in programma il 10 marzo. La politica si interessa per questo mancato indennizzo INAIL. Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, si dice arrabbiato e indignato. Per l'INAIL evidentemente la vita di Giuliano De Seta non conta niente e promette di attivarsi perché questa situazione cambi. A Ceggia c'è ovviamente grande sconcerto per la notizia. Mi sembra una cosa un po' assurda che non possano venire incontro alla famiglia dal momento che ha avuto una perdita molto grande con questo figlio. Mi sembra una cosa ingiusta. Si sapeva che non era abusivo, per cui credo una roba assurda che l'INAIL non possa riconoscere una cosa del genere. C'è un'ingiustizia in tutti e due i casi, sia per la perdita che hanno avuto e adesso c'è anche questo, quindi secondo me il mondo va a rovescio. Ecco, ha sentito anche i cittadini, oltre che i familiari, Presidente. Cosa ne pensa di una circostanza di questo tipo? Ma come ha detto l'avvocato, bisogna accettare le responsabilità. Certamente dopo la perdita del figlio avere anche, non essere riconosciuto niente, veramente per un paese come il nostro non è cosa degna da un paese civile. Però oggi parliamo di questo ragazzo, ma sempre nei giornali di oggi il figlio dei Pellicciardi vengono chiesti, gli viene chiesto in sostanza di pagare dei costi processuali. Proprio credo che sia imbarazzante che con un paese come il nostro ci siano queste situazioni. Insomma, purtroppo la burocrazia qui da noi la vince in tutto, la vince in qualsiasi situazione, è uno dei mali del nostro paese. Certamente, per cui sono veramente vicende che gridano vendetta, no? Presidente. Senta, ma rispetto all'alternanza scuola-lavoro, se ne è parlato tanto anche dopo questo caso di questo ragazzo, come sta proseguendo e se ci sono stati magari dei provvedimenti migliorativi in questo senso per far sì che ci sia maggiore sicurezza per entrambe le parti, peraltro, i ragazzi, ma poi anche chi li deve gestire, tutelare.
Guardi, noi sull'alternanza abbiamo fatto un'indagine curata da Ipso, abbiamo fatto un convegno a livello regionale, siamo stati a Job Orienta a fine novembre, proprio perché da questa indagine è emerso che i ragazzi vogliono l'alternanza. Adesso non si chiama più alternanza, gli hanno cambiato nome. Certamente deve essere, è cambiato rispetto prima, però bisogna preparare le aziende, bisogna preparare gli insegnanti, bisogna preparare i ragazzi. È giusto che il ragazzo conosca l'attività dell'impresa, cosa si svolge all'interno dell'impresa, perché gli serve anche come esperienza che poi viene applicata quando affronterà il mondo del lavoro. Ed è questo modello funziona in tantissimi paesi, perché non dovrebbe funzionare da noi? Bisogna che funzioni, bisogna che però ci siano ovviamente dei paletti, che ci siano che ci sia una formazione e soprattutto le regole che vengano rispettate. Noi abbiamo bisogno soprattutto in questo momento molto difficile, di un orientamento ai giovani ad affrontare il mondo del lavoro, il mondo della scuola, perché il nostro paese è un paese manifatturiero molto importante nel contesto europeo, lo ricordo, è il secondo paese in Europa, 600 miliardi di esportazioni, e questi 600 miliardi di esportazioni il 52% è fatte da piccole e medie imprese, e quindi il nostro tessuto è un tessuto molto variegato di imprenditoria, e quindi bisogna lavorare molto nel territorio, molto nella formazione tramite le associazioni di categoria, il sistema camerale stesso. Quindi è un strumento utile, come dicevo, però deve essere controllato, verificato e non abbandonato. Certamente. Presidente, ecco un'ultima questione, visto che lunedì si torna a scuola, si torna al lavoro, sul fronte delle crisi di impresa, che impressione ha per questo anno che si è appena aperto? Ma guardi, noi abbiamo lo strumento proprio per affrontare le crisi di impresa, e ci sono poche aziende che si rivolgono da noi, non solo in Veneto ma anche in altre parti d'Italia, in Lombardia ad esempio. E quindi è bene che si affronti queste criticità con gli strumenti che ci sono a disposizione, strumenti nuovi. L'abbiamo affrontato con dei convegni più volte per dare una risoluzione o una possibile via d'uscita a chi è in difficoltà. Certo che il nostro modello di piccole imprese, quando si parlava all'inizio di difficoltà con quello che sta accadendo, con la svalutazione, con la svalutazione, con l'inflazione. Sì. Scusate, lapso. Con l'inflazione le difficoltà di accesso al credito sono maggiori, il costo del denaro è molto più elevato e quindi si va verso una criticità. Ecco. Noi faremo degli interventi anche come sistema camerale proprio su questo tema legato al credito. Ci sono delle regole europee che mettono dei vincoli molto stretti, però sono delle regole europee adattate non a un modello di impresa come ce l'abbiamo noi in Italia di piccole imprese, ma di imprese di una certa dimensione. E purtroppo noi su questo paghiamo uno scotto maggiore rispetto agli altri. Però l'importante, come dicevo, è essere vicini alle nostre imprese. Noi lo siamo con dei bandi, abbiamo appena chiuso un bando sulla digitalizzazione di quasi 680.000 euro, è andato via bruciato, lo riproporremo quest'anno, riproporremo i bandi per quanto riguarda il credito, per quanto insomma l'attività del sistema camerale e anche delle associazioni di categoria in questo momento sta per ripartire e essere al fianco dei nostri imprenditori. Noi quest'anno come Camera di Commercio abbiamo aumentato di 2,5 milioni gli interventi per l'economia trevigiana bellunese. Siamo a 7,5 milioni di interventi che hanno poi un effetto moltiplicatore, perché nella maggior parte dei casi sono interventi a fondo perduto, anzi quasi esclusivamente a fondo perduto. Ecco Presidente, un'ultima cosa, visto che abbiamo cominciato augurandoci buon anno, qual è il suo augurio? Che auguri possiamo fare ai cittadini e poi alle imprese? Ma ai cittadini di essere fiduciosi nelle istituzioni. Ho visto prima il servizio per quanto riguarda il tema della sicurezza e credo che qui da noi insomma un ringraziamento vada fatto alle forze dell'ordine, alla prefettura, al coordinamento, al questore, al colonnello Torini e al comandante provinciale dei carabinieri proprio per l'attività, alla Guardia di Finanza stessa che ha scoperto le truffe per quanto riguarda il settore dell'edilizia. E quindi le istituzioni devono lavorare assieme ovviamente con i comuni, la provincia e la regione.
avere fiducia in questo, e nel nostro paese, insomma, noi su questo, cioè in Veneto possiamo stare, direi, abbastanza tranquilli e fiduciosi che ci sia continuità di azione. Dall'altra parte, ovviamente, il perno di tutto è la famiglia, credere nella nostra famiglia, supportarci a vicenda, e soprattutto quando ci sono momenti difficili, ovviamente la famiglia è un punto di riferimento. La ricchezza del nostro territorio è data da cosa? È data proprio da questo. Per quanto riguarda le imprese, l'ottimismo ci deve essere, perché se non fossimo imprenditori è meglio cambiare mestiere, lo dico sempre, ma però la capacità dei nostri imprenditori di affrontare i momenti difficili viene dimostrata con i fatti. Ci sono tante analisi di tanti studiosi. Io consiglierei ai tanti studiosi di andare più spesso nei capannoni, nelle fabbriche, sporcarsi un po' le scarpe, e quindi dopo magari qualche articolo o qualche analisi sarebbe più consona alla nostra realtà. Il nostro sistema non è un sistema morto o decotto, ma è un sistema che ha una capacità di cambiare, ha una capacità di investimenti anche, che sono il frutto di un'esperienza, di una storia imprenditoriale che tutti ci invidiano. Benissimo, grazie allora Presidente per queste sue parole, per questo suo collegamento. Grazie Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio, lo ricordo, di Treviso e Belluno. Buon lavoro, buon relax se ha questi ultimi giorni anche lei, come tutti quanti, di ferie, di tregua, e poi insomma il ritorno al lavoro da lunedì. Grazie ancora. Grazie a Mario Pozza. Dunque, proprio il Presidente Pozza faceva un accenno alla guerra tra la Federazione Russa e l'Ucraina, e a questa richiesta del Presidente Putin di un cessate al fuoco per consentire la celebrazione del Natale ortodosso. In queste ore dalla Russia arrivano le parole di Lanfranco Cirillo, il 63enne architetto di origini trevigiane accusato di una maxi evasione fiscale e latitante per la giustizia italiana, che ribadisce: in Italia non torno. Sentiamo. Il 23 febbraio a Brescia inizierà il processo a suo carico, ma lui non ci sarà. La Russia è la mia casa, qui ho il mio lavoro, i miei interessi e le mie principali relazioni, dice Lanfranco Cirillo in queste ore. Al momento non ho motivo e neppure desiderio di rientrare in Italia, visto il trattamento che mi è stato riservato. 63 anni, trevigiano d'origine vittoriese, per anni residente nel Bresciano e oggi cittadino russo, per decreto presidenziale di quello stesso Putin, per il quale ha costruito la lussuosa dacia d'inverno. Per questo è conosciuto come l'architetto di Putin, oltre che di decine di oligarchi russi. Da tempo è colpito da un mandato d'arresto firmato dalla Procura di Brescia nell'ambito di una complessa inchiesta per reati fiscali che ha portato al sequestro di beni per 140 milioni di euro. Per la giustizia italiana è latitante, ma lui la pensa diversamente. Mi è stato detto che non avrei neppure la possibilità di prendere un aereo per venire in Italia a difendermi, perché è stato diffuso un mandato Interpol nei miei confronti, racconta Cirillo, addirittura una red notice normalmente riservata a terroristi e narcotrafficanti. Ma non capisco due cose. A cosa serve un mandato Interpol quando l'autorità giudiziaria italiana non ha nessun bisogno di cercarmi, perché sa benissimo dove sono e conosce il mio indirizzo? Secondo, perché è stato chiesto un mandato Interpol e invece non viene chiesta la mia estradizione in Italia con la ordinaria procedura di legge che consentirebbe di conoscere quali sono le contestazioni che mi riguardano e i documenti su cui si fonderebbero. È un trattamento speciale che trovo molto strano. Abitazioni di lusso, conti correnti, denaro contante, gioielli, opere d'arte e persino un elicottero sono alcuni dei beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia. Il professionista è indagato in quanto non avrebbe dichiarato redditi per decine di milioni di euro dal 2013 al 2019, pur mantenendo in Italia il centro dei propri interessi familiari, affettivi ed economico-patrimoniali, secondo gli inquirenti. Ma Cirillo da Mosca parla di accanimento e persecuzione perché mi hanno portato via tutto. La mia prima colpa, conclude, è di aver vissuto in Russia per 20 anni e di aver lavorato e costruito per gli oligarchi. Prossimo capitolo il 23 febbraio in tribunale a Brescia, ma senza l'architetto di Putin. Eccoci di nuovo in studio, siamo sul sito dell'Hellas Verona che con questa bella foto di Gianluca Vialli lo saluta. Ci mancherai Gianluca, si legge nel sito della società. Il presidente Maurizio Setti, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutto l'Hellas Verona esprimono il più sincero cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli, autentica leggenda del calcio italiano e mondiale. Si stringono attorno alla famiglia esprimendo le più sentite condoglianze. Questo dunque il saluto dell'Hellas Verona, ma naturalmente sui siti online e sui social stanno fioccando
commenti, saluti e messaggi di cordoglio di tutti i tipi da parte non solo del mondo sportivo. E mentre entrava in studio, lo saluto e lo ringrazio, Guido Pomini, buongiorno, buongiorno presidente di Federmoda Treviso, con cui parleremo di saldi eccetera, proprio diceva, no, la tristezza per questa notizia. Sì, un calciatore della mia generazione poi alla fine, quindi ci ha appassionato credo tutti quanti col suo modo di giocare. Per cui sì, poi una vicenda umana insomma, che aveva toccato tutti quanti, che è andata avanti a lungo e speravamo, come dicevamo prima, che non finisse così. Purtroppo così è andata e questo 2023 si apre con questa cattiva notizia. Allora, Presidente, le abbiamo chiesto di essere presenti in studio oggi e grazie per esserci anche in questa giornata di festa, perché con l'Epifania partono i saldi generalmente il giorno prima dell'Epifania, sono partiti anche a Treviso e nelle altre città del Veneto. E com'è andato questo inizio? Che partenza è stata? Beh, ormai è come dire, da qualche anno, cioè dal momento in cui i salti partono il giorno prima dell'Epifania, è una partenza abbastanza a rilento, anche perché gran parte dei trevigiani, come in altri, insomma, sono in vacanza, sono lontani da Treviso, quindi è una partenza che permette anche di prendere un po' le misure, no? Sul saldo. Sappiamo che la tendenza non è più quella di costruire immediatamente il proprio portafoglio d'acquisto, si aspetta un po' di tempo, quindi insomma diciamo che la prima settimana, il prossimo weekend sarà quello in cui riusciremo a capire veramente se questo saldo, come sembra, perché le attese sono buone, sarà un saldo forse tra i migliori degli ultimi anni. Benissimo, allora prima di riprendere il tema saldi c'è un aggiornamento che batte l'ANSA, perché poco fa con il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza abbiamo parlato della vicenda del 18enne di Noventa morto in alternanza scuola-lavoro, un tema davvero triste e poi legato al fatto che l'INAIL ci dice che non ci sarà alcun risarcimento per i genitori. Ecco, va cambiata immediatamente la normativa vigente sui risarcimenti su chi muore durante il periodo di alternanza scuola-lavoro e lo faremo col prossimo decreto a cui stiamo lavorando in questi giorni, primo veicolo normativo utile. Ad affermarlo è stato il Ministro del Lavoro Marina Calderone, intervenendo sulla tragica morte, l'abbiamo ricordata a settembre, di Giuliano De Seta in una fabbrica a Noventa di Piave, ma non risarcita dall'INAIL proprio in base alla normativa. C'è un ulteriore approfondimento, per questo motivo avevo già convocato per il 12 gennaio un tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro e sui correttivi più urgenti da apportare, così appunto il Ministro, perché evidentemente questo caso ha avuto una risonanza non solo locale ma nazionale. Sappiamo che c'erano stati anche nei mesi scorsi cortei studenteschi in cui si era ricordato questo caso davvero drammatico di questo giovanissimo ragazzo. Purtroppo anche il lavoro sappiamo che è un posto in cui avvengono purtroppo dei decessi. Torniamo a parlare di saldi, Presidente. Allora andiamo a vedere il servizio che ha realizzato proprio la redazione di Treviso sull'inizio ieri dei saldi in città e poi in tutta la provincia. Sono riportate delle stime che poi le chiederemo di confermarci di Confcommercio. Ogni trevigiano spenderà tra i 110 e i 220 euro a testa. Sentiamo cosa ci hanno detto. Sono scattati ufficialmente i saldi invernali, sebbene nonostante le aspettative a Treviso un po' a rilento. È iniziata calma, speriamo meglio più tardi o nei prossimi giorni, perché il giovedì non è mai un giorno di afflusso di persone. 3 euro però. Quanto? 3 euro, però diciamo che c'è la carta, la mamma ha detto di sì, quindi dai, così. Ma per 3 euro cosa si prende in saldo? Uno slip rosa molto carino, devo dire. Non supero i 100. Ho 6 nipoti, quindi bisogna un po'... Deve calibrare un attimo la spesa. Chiaramente. Quanti bei sacchetti, che cosa ci sarà qua dentro? Un paio di scarpe. Comprate con lo sconto giusto oppure poteva fare meglio? Ni. Doveva contrattare. Ecco, ha ragione. Abbiamo avuto un incremento quest'anno, anche le feste natalizie sono andate bene, i saldi un pochettino a rilento stamattina, però siamo positivi. Talone delle maglie. Posso vedere? Ecco. Ah, belle, sì, anche insomma, in tema con le festività. Ok. Quanto ha speso? Sulle 100 euro. Sacchetto piccolo, regalo grande di solito. Cosa ha comprato? No, niente di speciale, è una cosa che serve a mio figlio, niente di che.
In sconto anche la cultura, ma con tessera fedeltà. Dei libri, sono andati alla Feltrinelli e semplicemente qui. Quindi anche i libri hanno lo sconto da oggi? Sì, ci sono comunque dei libri in sconto. Prevalentemente sono i DVD che sono scontati, però... Si fa un regalo per se stessi o per gli altri? Se stessi, però anche per mia sorella abbiamo... Ecco, questi alcuni degli acquirenti, dei clienti che abbiamo intervistato ieri. Allora, abbiamo letto una forbice molto ampia, Presidente, 110-220 euro a testa, si va da questo a quello, ma è corretto secondo le vostre stime e soprattutto che significato ha una forbice così ampia? Ma allora, una forbice così ampia credo che rispecchi un po' i tempi, no? Ognuno ha la propria disponibilità, mai come oggi in momenti di difficoltà, cioè il mondo si divide in due, no? Chi può e chi può un po' meno, ma nonostante non abbia grandi risorse, ai saldi non rinuncia, che è un altro tema vero. No? Il saldo è diventato un brand ai quali l'80% degli italiani assolutamente non rinuncia. Poi chi non ha grande disponibilità evidentemente spende meno. C'è un dato di Confcommercio Nazionale che è un po' a metà, dice che il dato medio di spesa pro capite dovrebbe essere intorno ai 135 euro. Ecco, a parte che così sottolineo una frivolezza, sì. Scarpe, ai saldi si comprano scarpe, lei che è di Federmoda le risulta che sia sì. L'articolo più ricercato? In realtà è il secondo articolo più ricercato, il primo per il 90%, no, il primo è sempre l'abbigliamento, quindi è sempre la ricerca di Confcommercio Nazionale con Format Research, dice che il 94% dei prodotti più acquistati resta sempre l'abbigliamento. Subito sotto, intorno all'80, le scarpe, poi un po' sotto gli accessori e man mano che si scende si va verso la tecnologia, i libri, quindi diciamo che l'abbigliamento, che poi è il prodotto storico dei saldi, resta sempre in cima alla lista delle priorità. Ecco, per cui i saldi sono proprio il vostro momento del vostro settore. Sì, i saldi nascono per diciamo, incrociare le necessità dei consumatori di acquistare dei prodotti stagionali a un prezzo più basso con la necessità del prodotto di moda di uscire dai magazzini per poter essere poi, come dire, quei denari investiti in prodotti nella stagione differente che di norma hanno caratteristiche leggermente diverse. Poi è stata una stagione un po' anomala anche con il caldo che ha fatto, certo. No? Come sono andate le vendite dell'invernale? Hanno patito queste temperature oppure sono stati ininfluenti? No, hanno risentito anche delle temperature. Ottobre e novembre non sono stati 2 mesi brillanti. Ci credo, eravamo quasi in maglietta. Esatto, no? E quindi si pensava poco, no? A quel prodotto, all'acquisto di questi prodotti, si parla di un calo di circa il 3%, invece il Natale, nonostante come dire, tutti i fattori contingenti che apparivano non positivi, in realtà è stato un buon Natale, decisamente al di sopra delle aspettative e questo diciamo che è un buon segnale, è un segnale che credo si ripresenterà anche con il mese di gennaio e con questo saldo. Mostravamo prima con il Presidente Pozza i primi dati di frenata dell'inflazione, sì. Di cui la stampa dà conto oggi. Avete anche voi questa impressione? Ma bisogna dire che il nostro settore in realtà l'inflazione come dire, ha contribuito molto poco a creare inflazione, perché gli acquisti di quest'inverno sono stati fatti addirittura l'inverno scorso, quando l'inflazione era ancora a livelli del tutto, diciamo, accettabili. E non sono stati ritoccati i listini, quindi in realtà chi si troverà oggi a fare gli acquisti per la stagione l'inverno 2023-2024 troverà evidentemente dei prezzi purtroppo aumentati e riduce di fatto la propria marginalità. Quindi l'inflazione l'abbiamo più vista su tutto ciò che le imprese consumano, l'energia, il trasporto, lì sì l'abbiamo vista, ma diciamo che il settore della moda se ne è fatto un po' carico in questo momento. Ecco, perché si preannunciava un aumento generalizzato delle materie prime, dei prezzi. Sì. Ecco, effettivamente poi all'atto pratico, voi l'avete visto? Lo vedremo nelle campionari che verranno acquistati per la prossima stagione autunno-inverno, perché anche il cotone per esempio è aumentato, ma non è aumentato. È aumentato sostanzialmente nella primavera del 2022 ad acquisti già fatti, anche altre materie prime che sono, come dire, caratteristiche del settore della moda hanno
avuto gli aumenti più pesanti nel secondo semestre del 2022 e quindi l'effetto sul prodotto finale, sperando che venga mitigato da una filiera che ragiona sulla marginalità, lo vedremo probabilmente nel prossimo inverno. Quindi non dovremmo dirlo per voi, ma fate scorta adesso, in buona sostanza approfittate di questi saldi. Sì, insomma, sono sempre comunque una buona occasione, no? Una buona occasione. Certamente, anche per far fronte proprio a questo saliscendi di prezzi che Certo. insomma non sappiamo programmare, basta vedere adesso con i carburanti, parlavamo poco fa, il caro carburanti che è tornato purtroppo a pesare. È finito il contributo dello Stato, siamo tornati intorno a 1,9-2 euro e questo torna a pesare non solo sulle imprese, ma credo su ognuno di noi nelle proprie abitudini e nei propri spostamenti. Diventano spese quasi imprescindibili anche queste, che poi vanno a intaccare evidentemente tutte quelle spese voluttuarie dai prodotti di moda al divertimento, rendendo, come dire, un po' meno elastico la nostra capacità di spesa. Andiamo a vedere come è andata a Padova allora questa partenza dei saldi. Abbiamo visto poco fa Treviso, adesso insomma Padova città di altre dimensioni, più grande e magari vediamo insomma quanto frequentata e poi insieme commenteremo anche le immagini e le voci soprattutto da Padova. Avete fatto acquisti con i saldi? Per il bambino soprattutto. Cosa avete comprato? Maglie, pantaloni, felpe. Io ho preso anch'io qualcosa per il bambino e poi basta, insomma. Avete approfittato dei saldi? Sì, qualcosina sì, un paio di sconti, l'occasione che magari non trovi e soprattutto magari anche i negozi che hanno comunque bella roba in giro. Partenza positiva per i saldi invernali, le strade del centro affollate a Padova per la prima giornata di acquisti a prezzi ribassati. Secondo Federmoda di Ascom Confcommercio si registra un più 5% delle vendite rispetto al primo giorno di saldi dell'anno scorso, stimata una spesa media di 160 euro per famiglia. Borsette in mano, occhi puntati sulle vetrine, via Roma, qui a Padova è la strada principale dove si cerca l'acquisto in saldo. Registriamo un 2-3% di traffico e fatturato in più, quindi una prima giornata che ci aiuta e ci dà fiducia. Ad approfittare dei saldi non sono solo i padovani ma anche i tanti turisti che in città trovano negozi di qualità. Per questo commercianti e comune hanno avviato un percorso per rendere Padova attrattiva anche per i marchi di lusso. Stiamo cercando di individuare un percorso del fashion in cui abbiamo fatto proprio la prima progettazione e già abbiamo dei brand interessati. Tornando ai saldi, abbigliamento e scarpe sono gli articoli più gettonati. In molti per acquistare la merce desiderata hanno atteso proprio le svendite. Abbiamo già approfittato, certo, ci mancherebbe. Siamo andati in un negozio qui più avanti e Cosa hai comprato? ho comprato 3 maglioni, e 2 per me, uno per mio fratello e vediamo, insomma. Trovato conveniente? Sì, devo dire sì, non eccessiva, però per ora sono soddisfatto della spesa, assolutamente, anche perché soldi non ce ne sono troppi. Avete comprato con i saldi? Non ancora, però vediamo oggi cosa succede. Non ho ancora comprato niente, però ho puntato dei pantaloni da Mango e quindi speriamo di accaparrarceli. Lei sorride, Pomini, ha puntato dei pantaloni questa ragazza. Funziona sì. Così d'altro canto, no? Sì, assolutamente, anche perché magari si aspetta a vedere se quel prezzo scende ancora, no? Che è un po' un'abitudine che... È anche un po' un azzardo, però si prova. Sì, diciamo che se è il capo della vita lo si compra senza stare a guardare troppo, no? Ma se è una cosa che magari si vuole, ma si vuole fino a un certo punto, dice, aspetta un attimo. Abbiamo parlato di dimensioni di 2 città differenti, ma poi ci sono altri fattori che fanno sì che lo shopping magari sia più vivace da una parte piuttosto che dall'altra, come il turismo. Beh sì, allora Treviso è una città, come dire, turistica di piccole dimensioni, sta in questo momento dandosi questa connotazione. Padova è una città che da sempre, città turistica, il Santo, l'università, quindi sono, come dire, due città con caratteristiche leggermente diverse e tra l'altro in Italia lo shopping tourist è per il settore della moda una delle componenti più importanti, soprattutto nelle grandi città turistiche, quelle che spesso fanno anche un po' la differenza rispetto all'andamento delle vendite.
Di contro Treviso all'aeroporto se ne fa un gran parlare. Sì. Voi avete visto anche con questo accordo con Ryanair, questa campagna di arrivi su Treviso, un beneficio nei settori del commercio? Sì, un beneficio si vede, è un beneficio che si fa difficoltà a misurare perché è ancora a macchia di leopardo ed è ancora, credo, in percentuali abbastanza irrilevanti. Però è, come dire, una tendenza, no? Una tendenza che fa anche pensare alle aziende della moda, ai negozi di moda, di doversi organizzare anche in quella direzione. Il turista ha bisogno, necessità di servizi leggermente diversi, e lì bisogna organizzarsi perché più noi ci organizzeremo a Treviso, più probabilmente aumenterà anche la quota turistica. È una questione di incrocio tra domanda e offerta, non solo nel prodotto ma anche in termini di servizio. Pensiamo solo al fatto che bisogna parlare l'inglese, quantomeno, no? Per i turisti, cosa che non sempre ancora in città vediamo. Di più sicuramente nei pubblici esercizi, nei negozi ancora qualcosina di migliore dobbiamo fare. Abbiamo visto tra l'altro sì, il discorso più che altro dei saldi, Presidente, ci viene da pensare che ogni anno facciamo questo ragionamento, cioè noi ci diamo questa data, dopodiché sappiamo che promozioni eccetera sono cominciate già prima, ci mutuiamo dagli altri paesi, dall'America, sì. Appuntamenti sempre più frequenti per le promozioni, ma c'è un po' di tutto. Si era cominciato con le vendite di mezza stagione, poi sì. il Black Friday che abbiamo visto che boom ha avuto negli ultimi tempi, ormai è difficile rimanerne fuori. C'era qualche negozio che resisteva, ma si sono un po' adeguati tutti, certo. E poi anche promozioni proprio deliberate prima di Natale, io ho visto anche in giro, eppure il saldo resiste. Come mai? Ma perché il saldo è diventato un brand, è l'unico momento all'anno, o meglio sono gli unici due momenti, quello invernale e quello estivo, in cui il consumatore sa che tutta l'offerta è comunque con un prezzo vantaggioso, quindi è più facile fare anche dei paragoni, si trova più assortimento, si sa che dietro il saldo ci sono in gran parte comportamenti corretti, i prodotti che sono scontati sono effettivamente i prodotti, dire, rimasti nella stagione corrente, quindi questa abitudine è diventata un punto di riferimento per tutti, tant'è che l'80% dei consumatori decide di comprare in saldo anche magari un solo pezzo, ma il saldo è diventato un appuntamento come un appuntamento fisso nell'anno. Questo vuol dire che non c'è nulla, no? che possa, né Black Friday né mid-season sale, cioè non c'è nulla che possa competere con il saldo, né tantomeno evidentemente le promozioni di singoli negozi che sono legittime, sono come dire, delle attività di marketing che i negozi devono assolutamente fare, ma hanno, rispetto alla clientela di una città, hanno un approccio e un'utilità assolutamente differente. Abbiamo visto i centri storici reggere a questo appuntamento con i saldi e come va sul fronte della, chiamiamola, concorrenza? Da una parte con l'e-commerce che tutto sommato però è una spalla anche per i negozi che poi magari hanno una vetrina fisica, ma anche con la concorrenza di centri commerciali. Poi ho visto, le stavo cercando ma non le trovo, le code all'outlet che si sono visti in questi giorni. Come va il confronto annoso tra queste realtà? Ma è proprio perché è un confronto annoso, ormai è un confronto che ognuno sa come, tra virgolette, affrontare. I centri commerciali ormai hanno come dire, saturato quella quota di mercato, gli outlet lo stesso, tra l'altro gli outlet vivono molto di componente turistica, sì. Oggi c'è meno turismo e quindi forse sono luoghi ancora più in crisi. Anche di un turismo proveniente da certe aree che sono in crisi che oggi non c'è più, pensiamo solo alla Russia piuttosto che a una parte dell'est d'Europa. Per quel che riguarda l'e-commerce, diciamo anche qui c'è un dato, no? Proprio per l'attesa per questi saldi dice che più del 50% dei consumatori acquisteranno dal negozio fisico di fiducia, e questo è anche un altro bel dato, vuol dire che si sta lavorando bene, e il 40% invece preferisce comprare online. Però dentro questo dato, che potrebbe sembrare anche un dato lontano, no? Dalle esigenze
delle città, dei negozi fisici, bisogna considerare che dentro quel 40% c'è anche chi comprerà online qualcosa che magari ha visto in una vetrina fisica e comprerà nel sito online di quel negozio, perché ormai il 40%, questo è un dato italiano, quello trevigiano onestamente non lo conosco, ma il 40% dei retail fisici hanno adottato anche una strategia di vendita online. Era inevitabile. Sì, era non solo inevitabile, ma era auspicabile, perché ognuno di noi ormai ha preso, no, da consumatore questa abitudine di guardare i due canali più o meno allo stesso modo. Poi si fanno scelte a seconda di alcune necessità di comprare online piuttosto che in un ambito, in un negozio fisico. E chi ha deciso ancora tempo fa, ma non è mai tardi per farlo, di inserire a fianco al proprio canale fisico un canale online o entrando su dei marketplace o facendo il proprio sito, sta, come dire, ottenendo dei risultati decisamente significativi. Sì, poi erano strade indicate anche dalle associazioni di categoria queste e supportate dalle associazioni di categoria, magari per chi aveva difficoltà ad approcciarsi a questo mondo. Sì, assolutamente sì, anche noi come Confcommercio Treviso abbiamo fatto molta formazione su questo, una formazione prima ancora culturale, poi tecnica. Abbiamo costruito degli strumenti, no, per poter dare facile accesso senza grandi investimenti a questo canale di vendita. Abbiamo contribuito alla creazione di bandi pubblici che sostengono l'investimento per le imprese della distribuzione sull'e-commerce. Quindi insomma, diciamo che ci sono tutti i presupposti oggi per poter affiancare alla vendita fisica anche quella online, e chi non lo fa deve, secondo me, valutarne bene il perché. Non è che sia scritto sul sangue che uno lo debba fare, però se non lo vuoi fare devi capire il perché non lo vuoi fare e anche devi comprendere quale strategia devi mettere in campo per poter essere, tra virgolette, aggressivo e interessante sul mercato fisico senza quel canale. Anche perché il mercato fisico, l'abbiamo visto, risente di tutta una serie di aumenti di costi che sono difficili da sostenere. Sì, non è che l'online non ce li abbia, perché pensiamo solo ai costi di trasporto, che in questi ultimi mesi sono lievitati, tant'è che delle grandi catene di distribuzione esclusivamente online stanno rivedendo tutte le proprie policy, perché la consegna gratuita sta diventando troppo impegnativa dal punto di vista della sostenibilità economica per il loro business. Ma infatti vediamo che aumentano, al di là delle spese di spedizioni gratuite spot come promozioni, ma le consegne in negozio. Sì, il click si chiama click e collect, no? Ed è uno degli strumenti, tra l'altro, che il negozio fisico può mettere strategicamente in campo, e chi invece non ha questo, pensiamo, tanto per fare il solito nome, Amazon, sta aprendo, è vero, dei negozi fisici, ma solo nelle grandi città. Amazon non può mettere in campo una strategia come questa perché non ha negozi fisici. Invece per noi, che abbiamo negozio fisico, abbiamo scelto il canale online, il ritiro in negozio sta diventando, come dire, uno strumento che fa la differenza strategica e competitiva rispetto a quelli che sono i category killer dell'online. E anche a livello ambientale è una scelta tutto sommato auspicabile. Assolutamente sì. Grazie, allora il tempo è finito, vedo ampi segni dalla regia dove ci sono Alessandro Granzera e Francesco Ceron, che ringrazio. Grazie Guido Pomino, il presidente di Federmoda Treviso. Abbiamo capito che nei prossimi giorni avremo il bilancio più concreto di questa partenza dei saldi, ma nelle voci abbiamo visto anche tanta voglia, insomma, di fare l'affare o comunque di andare a prendersi quello che si era puntato, l'abbiamo detto. Vi ricordo, adesso ci saranno le previsioni del tempo come sempre, dopo la pubblicità andrà in onda un film, una commedia leggera per questa giornata di festa, Mia moglie per finta, con Adam Sandler e Jennifer Aniston. Quindi a tutti grazie per averci seguito, grazie al mio ospite per essere stato qui presente con noi in questa giornata, e buona continuazione sulle nostre emittenti. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Epifania con pressione atmosferica stabile, cambiamenti in vista dopo la Befana con il possibile arrivo di una perturbazione. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto la grafica di venerdì 6 gennaio evidenzia una giornata generalmente soleggiata sulle Dolomiti e sulle Prealpi. Altrove al mattino specie avremo una prevalenza di nubi basse e locali nebbie con qualche schiarita specie sulle zone centro-settentrionali al pomeriggio. Temperature invariate, minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime invece tra i 7 e i 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Foschie e nebbie di mattina, più sole come vediamo nel pomeriggio, dalla sera nuvolosità un po' più consistente. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sugli 8-9 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà decisamente soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 12-14 all'incirca. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.